No, ma adesso a me di Spalletti non mi va di parlare, ragazzi, dai, forza. Ok, ok. Eh, non voglio parlare di Perfetto. Spalletti. Vi ho parlato prima, che No, no. facciamo ciak e ribadiamo. Presidente ha parlato di vision, no? Del futuro, dello stadio. Qual è la prossima vision del Napoli? Come se la immagina? Ve l'ho già detto, io non ho parlato per 8 mesi, non voglio parlare ancora. Quando sarà finita la prossima tornata delle due partite, il 22, ci sediamo, mi fate tutte le domande che volete e io vi darò tutte le risposte che per il momento vi state dando tutti quanti da soli, a delle volte ci azzeccate, molto spesso sbagliate. Però ce lo lascia un pensiero su Lorenzo, e domenica è la sua ultima in casa. State tra l'altro preparando anche Sai, io non un faccio evento Ma particolare. io non faccio differenze tra in casa o fuori casa, per me le partite sono tutte quante partite da affrontare in maniera esemplare con attaccamento alla maglia e quindi sia in casa che fuori casa uno partecipa in maniera sempre molto importante. Presidente, coinvolgo anche Stefano perché in quell'impronta, no, c'è il sinistro più grande della storia del calcio. Immagino un regalo graditissimo al Presidente e anche benaugurante per la squadra, la sua Presidente che è la più corsara d'Italia per le vittorie che ha ottenuto in trasferta. Finché sia un auspicio anche di riprendere il passo giusto anche davanti alla gente di Fuorigrotta. Fatto da Stefano. Certamente è stato un pensiero, il primo pensiero che è andato è stato questo qua di regalarlo al presidente. Come dicevo, è una serie limitata di solo 500 pezzi al mondo, viaggeranno in blockchain, quindi è certificato al momento dell'acquisto della persona, delle persone che sono ovviamente dei grandi collezionisti, però ci tenevo che l'8000 era del nostro presidente, quindi penso che il presidente ha apprezzato indipendentemente dal fatto stesso che il piede sinistro del più grande, però ovviamente E io lo ringrazio perché così me lo metto a via 24 maggio sulla mia scrivania e deve essere un simbolo per poter dare un calcio nel culo, un calcio di di, tale portata e di tale importanza, un sinistro di Maradona a tutti i rompiscatole del mondo. esatto, esatto, volentieri, soprattutto questa è un'idea bellissima da condividere assieme al presidente. Bella anche la scelta di porre una riproduzione del piede a Scampia. Sì, Socialmente forte come scelta. sì, diciamo che quello che mi ha regalato Stefano è diciamo, un piede, proprio la parte, diciamo, la base del piede, mentre invece il piede che lui realizzerà come scultura per una piazza di Scampia è un piede tridimensionale a misura gigantesca, diciamo una lunghezza di 10 metri per 5 metri d'altezza su di un piedistallo, quindi diventa veramente un'opera Mm, monumentale, no? esatto. Che deve avere anche simbolicamente una sua valenza e una sua importanza. Presidente, nel segno di Diego Armando Maradona, no? Visto che oggi parliamo e continuiamo a ricordarlo per tutte le grandi cose che ha fatto in questa città, domenica un napoletano saluta Napoli, come si fa ad invitare il pubblico, i tifosi, soprattutto dopo le ultime contestazioni, per dire state con noi fino alla fine? Ma veda, il pubblico, bisogna vedere quale pubblico. Chi ama Napoli, chi ama il calcio Napoli, chi ama un giocatore che è stato fedele alla maglia azzurra per tutti questi anni non può che venire, anche perché noi abbiamo messo dei prezzi ultra stracciati, veramente popolari, non solo perché è l'ultima partita in casa, ma anche per poter onorare diciamo, la partenza, che è l'ultima partita che giocherà in casa, di Insigne. Poi, mai dire mai, se Insigne non si dovesse trovare bene in Canada, lascia la casetta in Canada e qua deve tornare. C'è poco da fare, noi lo accoglieremo sempre a braccia aperte. Presidente, il suo Napoli va verso la maggiore età, perché a breve saranno 18 gli anni della sua
gestione, Presidente, ci ha abituato a ragionare sempre attraverso piani e progetti quinquennali, no? Oggi come siamo messi, visto che è stata riacquisita anche la dimensione massima, importantissima, quella che è la partecipazione in Champions? Secondo te, oggi come oggi, si può andare di quinquennio in quinquennio? Oggi No. come oggi bisogna andare No. molto più rapidamente. Molto più Quindi rapidamente. bisogna cambiare assolutamente assetto e capacità di adattamento agli stravolgimenti che il mondo stesso subirà o che ci sta già mostrando. Come se lo immagina il prossimo mercato allora in questo senso qui? Il prossimo mercato io me lo immagino aperto, perché per la prima volta dopo il Covid ci sarà tanta voglia di fare, di mutare, di cambiare, quindi io credo che sarà un mercato estremamente brillante. Ce lo dà un aggettivo per il Napoli che immagina il prossimo anno ragionando a un futuro immediato? Che Napoli vuole? Ma io lo sapete come la penso, io voglio sempre un Napoli cazzutissimo, quello è l'aggettivazione che secondo me rende l'essere napoletano e una squadra competitiva ai massimi livelli. Però poi dopo, vedete, vi sareste mai voi immaginati che il Manchester City soccombesse alla paraculaggine di un allenatore che sa fare i cambi come nessuno al mondo? A parte il fatto che poi c'ha anche degli elementi di livello, perché lì un giocatore solo gioca per 5, un altro gioca per 3 e quindi voglio dire, dove caschi diventa un saper amministrare anche un certo tipo di calciatori, no? E noi dobbiamo fare di necessità anche virtù. Noi dobbiamo essere virtuosi, non possiamo dire vabbè ma prendiamo tutti i 35enni, perché rispetto per l'età, è vero che oggi come oggi con gli allenamenti particolari, con una nutrizione particolare si può arrivare a giocare, Abramovic lo dimostra, Ibrahimovic, no Abramovic, lo dimostra, è arrivato a oltre 40 anni. Però voglio dire, poi quando uno magari è troppo giovane, ma perché De Laurentiis prende solo giovani? Perché non vuole vincere? Ma perché De Laurentiis prende solo vecchi? Ma non ha preso nemmeno un giovane, quello si è rotto, quell'altro si è rotto e adesso che facciamo? Perché è sempre così, no? Allora, la critica è bellissima, perché è il sale della vita, ma se non ci fosse la critica sarebbe tutto piatto, no? Almeno così tutti quanti la mattina ci svegliamo e diciamo che cosa ha fatto oggi il mondo? Che cosa ha declamato di a favore e contrari? E uno si diverte, no? O no? Grazie La a critica tutti. è bella purché ci sia, ovviamente, perché sennò, come diceva il Presidente, senza essere criticato, senza essere giudicato, senza essere un domani, perché? Stefano, Punto interrogativo. Stefano, quanto sarebbe felice Diego vedendo tutto quello che state facendo insieme Guarda, questa era una... per tenere così viva la sua immagine? Guarda, io penso che il percorso della mia vita lo sto mettendo in atto in questi periodi, perché io veramente ho dedicato tanto a Diego, spassionato proprio, perché io ho voluto realmente bene e penso che lo sto dimostrando realmente, perché Maradona per me viene prima Diego e poi Maradona, quindi rendere viva l'immagine sia di Maradona, il grande calciatore di tutti i tempi, ma soprattutto il mio amico Diego, per me è una cosa tanto bella oggi. Stefano, che avrebbe detto Diego di questo Napoli, del risultato di questo Napoli? Ma ovviamente Diego si sarebbe espresso con il fatto sempre che l'aiutino della Juventus, l'aiutino del Milan, l'aiutino all'Inter, il Napoli si ritrova dopo tanti anni sempre lì su e non è facile, perché arrivare terzo, arrivare secondo, arrivare terzo, arrivare secondo è come se si vince uno scudetto facilmente a Milano-Torino, quindi
Cioè, onestamente fare veramente un omaggio, io, non perché il Presidente è qui al mio fianco, ma io l'ho sempre detto, vincere a Napoli non è facile, come lo diceva anche Diego, quindi soprattutto essere già lì nelle prime posizioni è un trionfo per la città di Napoli. Chi la Grazie, spunta tra grazie le a milanesi? Tra Milan e Inter per lo scudetto. Grazie a tutti. Difficile da dirsi, l'ho già detto, dico questo è un campionato molto bello perché fino all'ultimo c'è la impossibilità di fare qualunque previsione è possibile, qualunque previsione è possibile. Grazie.